Tra fiori e profumi la Domenica di Padova si è illuminata. È questo l'effetto di Ghetto in Fiore, il noto evento florovivaistico che CIA Padova organizza per dare il benvenuto alla primavera. Doppio appuntamento per questa 26esima edizione. Alla consueta mostra di fiori e piante nelle vie del ghetto si è aggiunto Coltivare il futuro in Piazza delle Erbe con la rievocazione dei mestieri antichi. Un doppio appuntamento che come CIA Agricoltori Italiani abbiamo voluto donare alla città del Padova, proprio qui nel cuore pulsante della città, tra Piazza delle Erbe e il ghetto, un modo per dimostrare come l'agricoltura sia fondamentale per i nostri territori, siano importanti le produzioni agricole, siano importanti le nostre aziende agricole, perché sono in grado di gestire il territorio, la natura, il paesaggio e produrre quel cibo che è anche radice, anche cultura e anche storia dei nostri territori, fondamentali per avere un'economia sana che del territorio e nel territorio vuole costruire il proprio futuro. L'azienda agricola alla fine è questo, è il futuro per il territorio, è la possibilità di mangiare sano e di conoscere quello che sono i nostri prodotti e la nostra storia. Grazie a Coltivare il futuro, cittadini e turisti hanno avuto la possibilità di conoscere le aziende agricole del territorio e di gustare i loro prodotti. Un vero e proprio viaggio nei sapori della provincia di Padova e nell'impegno di chi continua a lavorare la terra con fatica ed dedizione. Oggi vi è la necessità sempre di più di valorizzare il prodotto, ma valorizzare anche il territorio, valorizzare anche l'ambiente, valorizzare anche il paesaggio. Territorio, ambiente e paesaggio sono elementi importanti che gli agricoltori lo fanno quotidianamente. Dare valore a questo vuol dire valorizzare anche i prodotti che loro utilizzano, che loro danno alla comunità, e quindi vi è la necessità oggi di dare valore ai nostri agricoltori. La redditività è un elemento determinante per la sopravvivenza degli agricoltori in un territorio sempre più difficile. Come sempre, la collaborazione tra CIA e il Comune di Padova è stata indispensabile per la riuscita dell'evento. In un frangente in cui dazi statunitensi e crisi climatica mettono a dura prova gli agricoltori, Ghetto in Fiore vuole permettere a cittadini e cittadine di avvicinarsi al mondo agricolo, con rispetto, curiosità e una particolare attenzione allo spreco. C'è anche un tema di riconciliazione, di un rapporto tra la città e la natura, tra i cittadini e le produzioni agricole. Noi dobbiamo ritrovare una dimensione di equilibrio in un contesto anche internazionale dove vediamo come lo scambio di merci sarà reso sempre più difficile anche dalla presenza di queste politiche dei dazi. Riscoprire le produzioni locali può essere una chiave anche per trovare, diciamo, delle strade per affrontare l'attualità.